Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Tutti i giorni alle 12 per raccontare storie di amore, storie di passione, storie di prodotti, storie di territorio, e noi siamo felici ogni giorno di condividere questi momenti di gioia insieme a voi e soprattutto iniziando come sempre nel nostro consueto modo. Grazie, 246.285 volte grazie, grazie ad ognuno di voi sempre per quello che fate ogni giorno, per come condividete le vostre storie in Io Compro Siciliano. Ormai sono veramente tante, sono oltre 5.000 le aziende registrate sul nostro forum, e anche a voi, se siete appena entrati all'interno del nostro gruppo, ma se magari ancora non l'avete fatto, mi raccomando, compilate il nostro forum. Lo trovate proprio in alto sulla nostra pagina ufficiale e questo vi permetterà di inserire i dati delle vostre aziende per entrare anche voi gratuitamente a far parte del nostro grande database che diventa quindi la possibilità di poter agevolare quelle che sono le connessioni tra domanda e offerta, e noi saremo ben felici come sempre ogni giorno di parlare di voi e con voi, e siamo pronti per questa puntata. Noi oggi viaggeremo come sempre, vi porteremo dapprima alle isole Eolie ed esattamente approderemo a Lipari, bellissima Lipari, e oltre a parlare delle Eolie e quindi delle sette sorelle, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Vulcano, Salina, beh, ci sono due isole che si stanno aggiungendo, sapete? È l'isola bianca e l'isola nera. Parleremo di vino, parleremo di due etichette molto belle e interessanti, di grande pregio, e ne parleremo con il nostro ospite che è Danilo Conti. Ed ancora viaggeremo in Sicilia e arriveremo a Sambuca di Sicilia. Siamo nel territorio di Agrigento, a Sambuca di Sicilia, Borgo dei Borghi 2016. Borgo bellissimo, uno fra i borghi più belli d'Italia, e le sue origini sono veramente antiche. Pensate che si pensa che le sue origini siano proprio legate molto probabilmente al leggendario emiro arabo Al-Zabut, lo splendido, che fece erigere proprio il bellissimo castello. E parleremo non solo della bellezza di Sambuca, ma della bellezza della nostra arte legata alla ceramica, perché proprio lì ci sarà un ceramista per passione, ed esattamente Franco Safina, che racconterà la sua storia. Bene signori, noi siamo pronti, arriviamo in questa bellissima isola. Direi che forse le origini molto probabilmente sono legate alla mitologia greca ed esattamente all'Iparo, che fu figlio di Ausone, e è ancora Ausone figlio di Ulisse, che arrivò e colonizzò l'isola, dando un grande impulso anche all'agricoltura. Bene, noi siamo pronti per ricevere qui presso il nostro studio il nostro ospite di oggi, che è Danilo Conti. Ed ecco Danilo, buongiorno, benvenuto e Buongiorno a bentrovato. tutti. Grazie dell'invito. Danilo, la sua è una bellissima storia da raccontare. Dicevo che se si fa un giro alle Eolie, si arriva a Lipari, c'è una sorpresa, perché ci sono due isole in più ed è una grande scoperta del gusto, devo dire, e parleremo proprio della storia dei suoi vini, delle sue etichette. Ma vogliamo raccontare questa storia che inizia veramente quando lei era ragazzino, giusto Danilo? Sì, è una storia fatta di passioni sia per la terra che per i luoghi. Infatti, stato fortuito l'incontro con questa terra che poi è diventata la mia terra e le mie vigne. Da ragazzino girovagando col mio primo motorino per l'isola, a un certo punto mi sono inoltrato in delle strade che per me sconosciute,
e sulla destra mi si apre uno scenario incredibile, una sorta di anfiteatro che poi non era altro che la bocca di un vulcano, quindi un cratere, al cui interno sul fondo esistevano già comunque delle vigne. E questo luogo, pur essendo 14enne, all'epoca tutto potevo pensare tranne che a fare l'imprenditore o comunque il viticoltore, niente, mi lasciò comunque un segno indelebile e questi luoghi poi non riuscii neanche più a raggiungerli perché comunque era una strada che era fuori dai soliti circuiti sia turistici che comunque consueti. E fu poi per caso che un mio compagno di scuola, alla morte del suo nonno, mi disse che stavano vendendo la terra e scoperto che quella terra era quella che mi aveva tanto affascinato da 14enne, riuscii a fare il mio piccolo prestito, all'epoca già piccolo imprenditore, perché comunque vivevo già di vino nella mia distribuzione ad enoteca, e allora decisi di acquistare e nel 2010 ho deciso di impiantare nel rispetto delle nostre tradizioni, quindi esclusivamente le nostre varietà autoctone, e ho piantato della Malvasia DOC delle Lipari, quindi un'uva a bacca bianca, che normalmente viene utilizzata per fare un passito, io invece ho fatto un vino secco, e poi ho il Corinto Nero, che all'interno di questa fossa è rappresentato dalla più antica famiglia che abbiamo nelle Isole Eolie. Quindi all'interno di questo cratere, immaginate una conca sul cui fondo ci sono queste vigne, quindi un prato verde all'interno di un tappo craterico, e ci sono le vigne prefilosseriche, quindi risalenti a circa l'800 e insomma 900. E niente, allora Direi veramente, direi, mi fermo soltanto un attimino, sì, certo. Danilo, e adesso riprendiamo nuovamente questa sua storia perché mi piacerebbe leggere una frase che ho letto proprio ieri in un articolo che parlava di voi. Era un viaggiatore che era arrivato proprio da voi e diceva: finalmente sono riuscito a degustare, aveva degustato Isola Bianca. Bianca. Sì, ed era praticamente rimasto colpito e in questo gusto descriveva proprio quello che lei adesso ci stava un po' raccontando, no? Cioè questo luogo così eccezionale e magico, lui lo Sì. riscopriva all'interno del suo gusto e del suo palato. Vorrei fare dei saluti da parte dei nostri amici che ci stanno scrivendo nella nostra diretta e continuiamo a raccontare la nostra storia, Danilo. Allora, Amalia Sì, Lopinto, ok. sì, 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 prego, do dimmi. questi saluti e poi continuiamo a raccontare. Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti, bellissima la nostra isola e tutte le consorelle. Sebastiano Musarra, buongiorno. Dora Mirabello, buongiorno. C'è Maurizio Tuminia del gruppo di artisti nostri amici, che saluto tutti. Buongiorno Catiusca, io compro siciliano. Buongiorno caro Maurizio, grazie sempre. Ancora Fausta Intravai, attrice, buongiorno popolo, io compro siciliano. E saluto naturalmente tutti coloro che sono in collegamento sulla nostra diretta. Bene, Danilo, noi eravamo arrivati a questo racconto e stavamo parlando proprio di questi due vitigni, la Malvasia e Sì, il e il Corinto Corinto Nero. Nero. C'è una frase molto bella che ho letto, proprio tra l'altro detta da lei, dice: il vino è una faccenda di luoghi ed è una faccenda di uomini. Di luoghi, perché poi lei ci stava dicendo in tutto questo c'è anche un po' questa magia, no? Questo antico vitigno che poi un po' lei riscopre, conosce da ragazzino, riscopre poi da adulto e comincia questa nuova avventura. Ma parliamo proprio dei suoi figli. Lei mi diceva: io non produco tanto in numeri, ma mi dedico prevalentemente alla Alla qualità e poi qualità. all'attenta distribuzione. Mi piacerebbe che lei raccontasse anche questo. Allora, la mia ambizione più grande è quella attraverso le bottiglie di raccontare i luoghi, anche per chi non è Ce le stato nel fa suo vedere, territorio. tra l'altro? Ce le Certo, fa vedere? allora questa è l'Isola Nera, che nasce proprio da queste piante prefilosseriche,
per la maggior parte, poi una parte sono anche dei piccoli nuovi impianti, perché questo logo era abbandonato da 50 anni, quindi veramente uno spreco inaccettabile. E invece questa è stata una nuova introduzione, che è la malvasia bianca. Le etichette tra l'altro sono anche fatte in casa perché le ha disegnate mia moglie. E questa è l'isola bianca, voleva invece anche attraverso i colori ricordare un po' il nostro mare e un po' la parte pomicifera, insomma, comunque perché comunque teniamo conto che siamo terra di contrasti. L'ossidiana e la pomice sono la stessa pietra, espulsa a temperature diverse, quindi comunque vediamo nel nero dell'etichetta dell'isola nera il ricordo un po' del vulcano, della parte magmatica più scura, invece nel bianco abbiamo questa sorta di freschezza, di parte estiva legata ai profumi aromatici della nostra malvasia, che vogliamo anche poi, non possono essere, consideriamo a 150 metri dal mare, quindi comunque il mare influenza anche le nostre produzioni. Sì, volevamo restituire i luoghi, e chiaramente una faccenda di persone, tutta una concatenazione di incontri, il primo più importante per me con Paolo Vodopivez, che è un mio mentore nella produzione, quindi che mi porta a parlarvi della mia tipologia di produzione. Io faccio vino naturale. Cosa si intende? Che non utilizzo lieviti selezionati nella mia produzione, non utilizzo chimica in vigna di sintesi, soltanto zolfo e rame come si faceva una volta, e un po' di bicarbonato che mi permette di limitare l'utilizzo di altra chimica. Non faccio filtrazioni dei vini, soltanto pazientemente la decantazione naturale mi permette poi di imbottigliarli, quindi senza filtrazioni. Durante la fermentazione non controllo le temperature. Tutto questo per chi produce vino convenzionale può sembrare quasi una sorta quasi impossibile, insomma. In realtà l'idea mia è che il vino l'uva va solo accompagnato naturalmente nella trasformazione e diventare vino. E questo è come io lo produco. Bassissima quantità di solfiti, imbottigliamento manuale, etichettatura manuale, gomma lacca manuale. Quella che avete visto prima infatti è ancora senza gomma lacca perché è l'anteprima dell'annata 2018. Ogni anno bisogna riconoscere le vendemmie, che sono sempre diverse, quindi quando i vini sono sempre uguali bisogna un attimino sospettare che ci sia qualcosa di strano. I vini devono essere figli anche della loro annata. E quindi questo connubio che i francesi sintetizzano in una parola e poi il terroir, porta a degli individui più che a delle bottiglie, perché ogni bottiglia, ogni annata ha una sua storia. Questo E luogo ha questo una poi grande energia. Sì. E poi questo è il racconto appunto che lei faceva proprio dei suoi vini, delle sue etichette. Tra l'altro adesso ci diceva anche che sono disegnate da sua moglie Da mia Luisa, moglie, che Luisa, salutiamo perché tra l'altro lei è un'artista è molto, un'artista, sì. molto brava. Avremo tra Sì. l'altro modo di averla ospite nei nostri prossimi live, perché anche lei ci parlerà di arte, design, un'artista veramente che ha in sé, porta in sé questa grande caratterizzazione proprio del siciliano. Sì. Mi porto dei saluti importanti perché abbiamo con noi Francesco Caravello. Quanto è bello raccontare le eccellenze siciliane. Francesco Caravello, il mitico Caravello, insieme a Davide Morici e Giuseppe Giorgianni, è uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano. Lui da sempre ha dedicato non solo poi in quello che è l'appuntamento delle 18, in cui lui racconta anche lui il volto delle aziende, il volto dei prodotti, ma lui ha sempre dedicato la sua vita a raccontare la Sicilia nel mondo, e questo dico per noi è sempre stato, e poi ha portato il mondo in Sicilia a conoscere i nostri prodotti e il nostro territorio. Quindi sempre grazie Ciccio. Abbiamo ancora saluti da Giovanni Ferrito, Maria Grosso, buongiorno, il Faraone Palermo, buongiorno carissima Catiusca e buongiorno a Danilo Conti, Domenico Scarano, Tito Puleri, lo stesso metodo di come produco io, dice Tito, quindi anche lui è assolutamente naturale. Ancora Tiziana Ierna dice l'attenta distribuzione diminuisce anche i rischi economici, e quindi questi sono appunto i saluti e le riflessioni da parte dei nostri amici.
Bene, allora Danilo, io penso che la passione nel suo racconto viene fuori, e così come la passione viene fuori anche dal gusto dei suoi vini, delle sue bottiglie. Ogni bottiglia racconta una storia, racconta un luogo e racconta poi la storia di un uomo che ha fortemente creduto nel territorio. Noi oggi terminiamo qui il nostro appuntamento. Ritorneremo da voi per parlare anche di arte, lo faremo appunto ritornando a parlare con la sua signora. Intanto la ringraziamo per quello che Grazie a fa, voi. per l'entusiasmo, la passione che mette nel raccontare i prodotti del territorio. Come vedete, cari amici di Io Compro Siciliano, ancora una volta abbiamo raccontato una storia di grande passione, di un siciliano, di un imprenditore che dedica forza e impegno per quella che è la promozione del territorio e dei prodotti del territorio. C'è ancora un saluto da Vincenzo Salamone, Compro Sempre Siciliano, ciao. Bene, carissimo Danilo, noi terminiamo con il nostro ospite sempre in questo modo. Potrebbe gentilmente avvicinarsi alla camera? Sì, sì, Per ok. vedere Anche le perché, occhiaie della fatica. sì, perché noi controlliamo poi i nostri ospiti in questo modo. Poi è vicino alla sua bottiglia. Adesso dovrebbe per favore ripetere con me. Io? Io compro, Io compro compro. Siciliano. siciliano, Ci assolutamente. piace, ci Ci piace, piace, questa è la ci Sicilia che piace, ci piace. ci piace Grazie a tanto, sì, Danilo sì. Conti, Isola Bianca, Compro, Isola Nera, mangio e bevo il Italy, siciliano. azienda agricola San Bartolo. Grazie, grazie, grazie. Arrivederci Danilo, e noi in questa giornata, in questo martedì 7, continuiamo a viaggiare, continuiamo a portare tutti gli amici di Io Compro Siciliano in giro per la Sicilia. Sapete dove vi porto? Vi porto a Sambuca di Sicilia, Borgo de Borghi 2016, splendida cittadina. Oggi parliamo di un ceramista per passione, e anche lui ci racconterà una bella storia. Sentiamo Franco Safina. Ecco Franco, buongiorno. Buongiorno, grazie intanto per l'invito, gentilissimi. Buongiorno a Buongiorno, tutti. benvenuto e bentrovato. Siamo felici, siamo in questo momento Grazie. all'interno del suo angolo Sì, del espositivo, mio piccolo laboratorio italiano. Esatto. dove possiamo vedere tante bellissime opere realizzate da Franco Safina. Franco Safina è un ceramista per passione. Un ceramista per passione che adesso ci racconterà Sì. la sua storia, come per caso è nato poi questo grande amore per la ceramica. Franco ci racconta la sua storia. Io circa 18 anni fa mi sono avvicinato a un corso di ceramica così di circa 20 ore. E così, essendo che diciamo, mi piace l'arte in sé per sé in tutti i modi, anche come prima facevo, restauravo mobili antichi, l'artigianato in sé per sé mi piace tutto. Però poi, conoscendo l'arte della ceramica, mi sono appassionato tantissimo, tanto che allora ho comprato un piccolo forno, diciamo, per hobbistica e quant'altro, e mi sono messo a fare queste piccole opere di ceramica. All'inizio, insomma, non è che ero granché, poi mano a mano lavorando sempre E siamo uno pressappoco, giustamente si Franco, e sviluppa più siamo la passione. pressappoco, Franco, di tanto in tanto io mi introduco, e Sì, siamo pressappoco a 20 anni fa, giusto? Accade questa cosa 20 anni fa 18, circa, circa 18 anni 18 fa, anni esatto. fa, ok. Circa 18 anni fa, esatto. Dopodiché mi sono messo insomma, a fare ceramica per me, per casa, mia moglie, gli amici, così. Poi nel 2016, quando Sambuca è diventato un borgo d'Italia, il borgo più bello d'Italia, qualcuno mi ha detto: ma sai, perché non fai una piccola esposizione? Abbiamo le televisioni, abbiamo qui, abbiamo come, ci facciamo qualcosa, presentiamo qualcosa che c'è a Sambuca. E mi sono messo in gioco. Da allora ho avuto una bella risposta di richiesta, diciamo, è andata bene, e così ho sviluppato la mia arte e ho fatto questo piccolo bijou, diciamo, come negozio, laboratorio, Franco, esposizione.
Franco, Sì, lei mi diceva che lei ha due figlioli, uno dei quali, molto probabilmente lei mi diceva, lui viene spesso qui da me sì. e chiaramente Spesso mi quella aiuta quando c'è da smaltare. quindi quella che un po' Sì, è spesso mi poi, aiuta quando c'è da smaltare. quella che Io poi è spero che lui, l'insegnante. insomma, possa portare avanti poi nel tempo pure questa passione, se diciamo la prende bene, perché ognuno poi ha il suo carattere, giustamente lo sviluppa con i suoi interessi e i suoi piaceri pure, perché è un Certo, lavoro che deve piacere. Se non si è un fa lavoro per passione, se non si fa per passione, assolutamente. con il cuore, non sarà mai una bella ceramica. È quello. Assolutamente. Allora, Franco, Io come puoi vedere, sì. io vedo, lei realizza tante opere, poi da quelli che sono i piatti, sto vedendo delle bellissime teste di moro, altri elementi che Esatto. caratterizzano, per esempio, la pigna. Ma ci sono, per esempio, oggetti che le piacciono in particolar modo, nel senso ci sono tra le cose che lei Sì, realizza con io cura che in sé per sé faccio tutto quello che rappresenta la nostra Sicilia, la nostra terra, i nostri colori. Però la cosa che mi appassiona di più sono queste. Come puoi vedere sono le piastrelle, vuol dire, sì, sono diciamo le nostre antiche fiorette, i i fioretti, siciliani, le certo. fiorette. Certo. E quindi queste che sono le vintage e mi piace riprodurre quello che è più vecchio della nostra Sicilia. Queste si trovano nei prospetti delle case antiche, curate direttamente nelle facciate, Le nei piccole luoghi edicole più votive. storici. Questa qua per esempio è la nostra Madonna dell'Udienza che noi festeggiamo ogni anno il mese di maggio. Purtroppo quest'anno abbiamo dovuto sopperire visto il Covid, quindi anche se è stato fatto all'interno qualcosa diciamo con le riprese, dentro la chiesa chiusa senza persone, diciamo, si è fatta la Quindi messa e come, quant'altro. sì. Quindi come, Per me la come mia vede, passione è questa, fare riprodurre le cose antiche. sì. Come vedete, cari Esatto. amici, Franco ci sta anche raccontando parte della tradizione, perché lui che decide Scusa, circa non ho 20 anni sentito fa. bene l'audio. No, raccontavo ai nostri amici di Io Compro Siciliano che poi nel suo racconto, Franco, viene fuori anche la tradizione, no? Lei adesso per esempio ci raccontava della sua predilezione per quella che poi è la raffigurazione poi dei santi, che poi sono un po' l'antica tradizione, come diceva lei, delle vecchie edicole Principalmente, votive, dove poi perché io c'era. penso che le nostre tradizioni non si devono perdere mai. Assolutamente. Franco, ci sono dei colori che lei Esatto. utilizza in particolar modo quando disegna, cioè quando colora le sue opere? Io penso che le nostre tradizioni sia la cosa principale per il nostro territorio, perché sono le tradizioni che caratterizzano un territorio. Franco, volevo dirle, ma lei pensa che quando parliamo, in Io Compro Siciliano, noi abbiamo visto per Io esempio. voglio colori, uso molto colori vivi, mi piace i colori della nostra terra, tipo l'arancio, il giallo, il marrone, il verde ramina che è il nostro verde storico. No, le stavo dicendo, Franco, il fatto di poter entrare, noi ci siamo ritrovati appunto a conoscere tante belle realtà con Io Compro Siciliano, noi ogni giorno condividiamo veramente è una grande gioia di poter conoscere e dare, come dice Non Francesco si sente Garavello, l'audio. questo mi sente, Franco? Mi sente? Mi sente male forse? Non sente? Sente poco, Franco? Vediamo un attimino se casomai riesca, ecco, stanno riprovando un attimino a riagganciare l'audio, eventualmente provate ad avvicini un po' di più il telefono se magari non mi sente benissimo, così almeno vediamo se l'audio arriva meglio. Riesce a sentirmi? Forse ha qualche problema. Chiediamo alla regia eventualmente di sentire Franco per vedere se riusciamo a ripristinare questo collegamento. Bene, stavamo raccontando la storia di Franco. La storia di Franco Safina è una storia come tanti altri amici artigiani
che si sono ritrovati poi proprio all'inizio, sin un paio di 2 mesi e mezzo fa, proprio quando abbiamo iniziato questa bellissima avventura insieme, che proprio io compro siciliano, questa idea che poi è diventato concetto e poi invece è diventata realtà. Abbiamo iniziato a conoscere tanti begli amici, tante belle aziende e soprattutto a raccontare tante belle storie. Oggi quella di Franco è proprio questa, la storia di un piccolo ceramista che per passione inizia la sua attività circa 20 anni fa e nel suo piccolo laboratorio crea proprio queste opere che diventano, lui fra poco rientrerà in diretta, le sue opere, lui diceva, io cerco, proprio perché la mia è una grande passione e mi piace dare anche un po' un carattere di unicità alle opere che realizzo. Lui fra poco ce lo racconterà. Siamo a Sambuca di Sicilia, vi dicevo, Sambuca è una bellissima città, siamo nel territorio di Agrigento, Borgo dei Borghi 2016, e tra l'altro c'è un bellissimo teatro dove sono stata a Sambuca di Sicilia, che è proprio una bomboniera, un bel teatro, una bella cittadina accogliente. E le origini, tra l'altro, di Sambuca sono proprio legate all'emiro arabo leggendario Al-Zabut, che era lo splendido che fece erigere il bellissimo castello di Sambuca. Abbiamo messaggi che arrivano da parte di Valeria Safina, ciao, complimenti, penso che sia la figliola di Franco. Nel frattempo abbiamo aperto questo appuntamento parlando invece di vini, lo abbiamo fatto con Danilo Conti che dalle olie ed esattamente da Lipari ci ha parlato di queste due etichette, che Isola Bianca e Isola Nera, dei vitigni di Malvasia e Corinto Nero, che sono appunto le due tipologie dei vitigni che ci ha presentato, e anche lui ci ha raccontato poi una storia di passione legata al territorio. Abbiamo Franco, vediamo un attimino se riusciamo a fare questi ultimi minuti insieme a Franco. Franco, sì, adesso sento benissimo. Adesso sento benissimo. Abbiamo avuto problemi di connessione purtroppo. Non importa, io nel frattempo mi sono dedicata a descrivere i territori. Allora, Franco, eravamo rimasti ad una cosa importante. Lei mi diceva che proprio perché lei questo lavoro lo vive un po' come missione, come passione, con questo grande entusiasmo, è come se lei abbia veramente ritagliato questa parte della sua vita alla parte artistica che improvvisamente è entrata nella sua vita, e lui diceva che le mie sono opere uniche, giusto? Le sue sono opere realizzate. Ci vuole raccontare anche questa cosa, per esempio lei quando realizza un'opera, proprio perché poi alla fine lei mi dice io lo faccio perché per me è una cosa che deve dare un valore. A me piace fare pezzi unici, diciamo, mai ripetere lo stesso pezzo più volte, specialmente per esempio con i piatti. Io quando mi siedo ho per la mano un'idea cosa fare, ma poi magari mentre lavoro la cambio perché mi viene in mente qualche altro diciamo esatto, e quindi sono sempre pezzi unici, non faccio mai due pezzi uguali, e quindi io ritengo che faccio pezzi di nicchia perché mi piace appunto diversificare sempre la mia ceramica, non fare mai sempre le stesse cose, e quindi offrire qualcosa sempre di unico. Allora ci sono dei saluti, Franco, che sono arrivati prima da Valeria. Valeria è la figliola? Sì, mia figlia Valeria. E quindi la salutiamo anche Valeria. Un bacio mia figlia. Salutiamo Valeria. E poi ci sono saluti che arrivano anche da Enzo Morici. Buongiorno Enzo, grazie per essere in collegamento con noi. Ricordo
a tutti gli amici che in questo momento ci stanno seguendo anche attraverso i nostri video party. Un saluto caro a voi, non riesco a visualizzare i messaggi, però un caro saluto a tutti voi e vorrei anche fare un saluto a tutti i siciliani che ci seguono dal mondo e quindi ciao a tutti voi e sempre grazie. Bene Franco, allora Sambuca è bella, è da visitare, è ricca di uomini belli, genuini, graziosi come lei. È l'opportunità giusta, cari amici di Io Compro Siciliano, per viaggiare in tutto il mondo, esatto. Sicilia. Conosciamo le nostre belle città, le nostre belle isole, viaggiamo in Sicilia e diamo un volto ai nostri prodotti e alle nostre eccellenze. Noi oggi abbiamo parlato di ceramica, l'abbiamo fatto con Franco Safina, abbiamo parlato nella prima parte della nostra trasmissione di vini con il nostro Danilo Sì, bellissima Conti. Sambuca, è assolutamente da visitare. E noi assolutamente viaggeremo in Sicilia perché vogliamo partire da noi. Ancora alcuni saluti da Rosanna Arbisi, complimenti. Un saluto naturalmente a tutti gli amici. Vi ricordo di iscriverci anche alla nostra mail info@iocomprosiciliano.com se avete qualche progetto, qualche idea da voler suggerire e condividere con Io Compro Siciliano, scriveteci. Ancora ricordatevi il nostro lifestyle, la nostra t-shirt di Io Compro Siciliano che potete trovare anche per i bimbi, non solo per la linea uomo e donna, e la trovate nella parte merchandising shop iocomprosiciliano.com. Anche voi indossate Io Compro Siciliano. Vi ricordo ancora che Io Compro Siciliano è sempre pronto a confermare la sua originalità, perché Io Compro Siciliano è identità, qualità e provenienza, e Io Compro Siciliano è l'originale. Bene signori, noi vi diciamo continuate a seguirci. Questo pomeriggio alle 18 abbiamo l'appuntamento con Francesco Caravello con Aperitivo Social. Con me l'appuntamento è a domani puntuali alle 12. Ringrazio i miei ospiti di oggi, Danilo Conti da Lipari e Franco Safina da Sambuca di Sicilia. Conosciamo il nostro territorio, la nostra terra, i nostri prodotti, iniziamo da noi. E sapete, io ve lo dico, io compro siciliano! A domani, ci piace! Questa è la Sicilia che ci piace. Ciao!